Buonasera e bentornati a Di Sport in Sport. Già dallo scenario alle mie spalle dovreste aver capito di che cosa parleremo oggi. Ci troviamo a Quartu Sant'Elena e tra poco incontreremo gli amici dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Nuragici, la prima compagnia di tiro con l'arco fondata in Sardegna. Parliamo del 1974. Insieme a loro sveleremo quali sono le tecniche, i segreti di questa disciplina sportiva, tra le più antiche e affascinanti esistenti. Siamo con Paolo Lazzarini, presidente della compagnia Arcieri Nuragici. Insomma, una storia che dura da 50 anni, ma come nasce questa realtà? Allora, questa realtà nasce tanti anni fa, quest'anno appunto facciamo 50 anni, ovviamente io non ero presente alla fondazione per ovvi motivi, è nato con Claudio Fabrizio, un gruppo di persone che hanno portato il tiro con l'arco in maniera seria ed efficace in Sardegna, quindi tanta passione, tante difficoltà perché comunque è uno sport all'epoca poco conosciuto, quindi era difficile, mi raccontano, trovare anche spazi per poter allenare, come vedete qua c'è abbastanza spazio ma non era facile. E noi abbiamo portato avanti questa tradizione, questa passione per questo sport che ci regala veramente tante emozioni, tante soddisfazioni, la portiamo avanti con un gruppo di ragazzi, giovani, anche persone di una certa età che riscoprono il piacere di fare agonismo a 70 anni e abbiamo persone di 70 anni che si allenano, fanno gare, oltre ai ragazzi e noi, quindi c'è proprio un mondo fantastico perché è uno sport molto particolare. Mi è sembrato la sensazione è quella che voi siate proprio una famiglia, e questo è il segreto di questi 50 anni? Esatto, noi ci teniamo tantissimo alla qualità dell'ambiente, non che lo forziamo, ma naturalmente ci viene, siamo anche un po' fortunati, siamo tutte persone bellissime, ecco, nell'aspetto sociale, nell'aspetto di volersi bene, c'è sempre uno pronto a dare una mano, spesso e volentieri organizziamo cene, pranzi, facciamo un po' di festa, ecco, oltre il tiro con l'arco, e quindi sì, è un ambiente familiare di cui ci sono molte famiglie che più elementi praticano assieme lo sport. Uno di tutti, mia moglie, ha iniziato anche lei l'anno scorso a fare tiro con l'arco, mia figlia fa tiro con l'arco, adesso spezzo una lancia, è stata anche campionessa italiana mia figlia, insomma abbiamo quella nel tiro con l'arco, insomma. Sì, esatto, la gioia di poter vedere famiglie che si frequentano assieme lo sport, e non è tutti gli sport che lo consentono, insomma. Oggi qui vediamo un bel mix tra giovanissimi come Davide a magari i più maturi. C'è un'età consigliata? Assolutamente sì. Noi facciamo arrivare i ragazzi dai 10 anni in su. Perché? Perché comunque sia è uno sport che richiede una certa concentrazione, una certa dedicazione, e sotto i 10 anni è difficile trovarlo, anche se abbiamo qualche bambino sotto i 10 anni perché c'è il fratello che fa, quindi è giusto dare l'opportunità a tutti, però noi preferiamo dai 10 anni in su. Poi età limite non ce n'è, il proprio fondatore ancora pratica tiro con l'arco, ha più di 80 anni, fa farsi le gare, quindi non ha controindicazioni, ecco, è praticabile a tutte le età. Prima lezione, che cosa si insegna? Bravissima. Prima lezione si insegna l'equilibrio, conoscere il proprio corpo, essere consapevoli del proprio corpo, creare una memoria muscolare su quello che chiaramente ci aiuta nel nostro sport, gli allineamenti, quindi la prima lezione è questa, e anche la sicurezza, perché capite bene che il tiro con l'arco potrebbe essere anche tra virgolette pericoloso. Infatti abbiamo delle linee ferree, regole ferree di comportamento durante quando uno c'ha l'arco in mano, non si gira, non si scherza, assolutamente. Se avete notato sono tutti belli educati, quando si dice liberi allora si vanno a recuperare le frecce tutti assieme, c'è sempre questa cosa qua. Quindi prima lezione, allineamenti, concentrazione e sicurezza. Ecco, a proposito di sicurezza e concentrazione, sono un po' le caratteristiche principali di questo sport, ma come si allena la concentrazione ma anche la precisione?
Esatto, esatto. No, diciamo che inizialmente noi facciamo un corso, il corso ci tengo a sottolineare è individuale, con ogni atleta che arriva ha un istruttore dedicato per 6 lezioni, quindi ci si arriva gradativamente, cioè si arriva un po' alla volta, si riconosce la muscolatura, si conosce i movimenti e si allena alla perfezione del movimento. Bisogna imparare a gestire più movimenti allo stesso tempo, che è una cosa molto difficile. Io faccio sempre l'esempio, quando noi guidiamo la macchina, chi non ha il cambio automatico schiaccia la frizione, mette la prima, la seconda, però arriva un punto che non pensa più di schiacciare la frizione, quindi la stessa cosa è il nostro obiettivo, riuscire a scoccare una freccia senza pensare a vari dettagli che sei in fase di apprendimento obbligato a vedere, valutare, ricordare, misurare, e quindi ecco, l'allenamento è quello, riuscire a trovare un automatismo di una tecnica, di una sequenza di tiro perfetta, che è difficilissimo. Ci credo. Oggi siamo qui a Quartus Sant'Elena. Il tiro con l'arco è una disciplina che si può praticare sia all'esterno, quindi outdoor, ma anche indoor. In questo caso qual è la differenza, a parte l'ambientazione? Ok, diciamo che abbiamo la fortuna di avere gare tutto l'anno, sia periodo estivo che periodo invernale. Cosa succede? Il periodo invernale noi ci chiamiamo, tra virgolette, rinchiudiamo nelle palestre, che abbiamo gare a 18 metri, massimo 25 metri, dove il palazzetto lo consente. Non c'è vento, non c'è pioggia, quindi è una gara molto tecnica, molto di precisione, molto ripetitiva. Invece il periodo estivo andiamo a fare le gare all'aperto, quindi ci sono le gare a lunghe distanze, sino a 70 metri, sono vari tipi di gare, varie tipologie di gare, e quindi lo consente di fare in tutto l'anno lo sport, l'agonismo. Infatti vorrei dire a chi ci sta guardando che anche chi non abita qua, ci sono varie società in tutta la Sardegna, informatevi, Uras, Sassari, Oristano, Sarda, sono grosse società di tiro con l'arco che siamo tutti amici. Il bello del tiro con l'arco è questo, anche se siamo società diverse ci incontriamo nelle gare e c'è questo sviluppo, questa amicizia che proprio si vede, è molto bello, insomma è un ambiente fantastico. Veniamo al vero protagonista di questo sport, l'arco. Come è composto? Che ci sono varie tipologie? Sì. Diciamo che fondamentalmente le principali sono 4. L'arco olimpico, chiamato il re degli archi perché è quello che comunque porta più lustro alla federazione con i campionati, con le Olimpiadi. Adesso abbiamo avuto Mauro Nespoli l'anno scorso, le Olimpiadi scorse, ha preso il secondo posto individuale, bellissimo, un argento fantastico. E l'arco olimpico, diciamo, è quello che ha un grado di perfezione molto elevato, perché ha delle stabilizzazioni, dei pesi, che è un mirino, quindi questo è l'arco olimpico. Poi abbiamo l'arco nudo, che è un arco olimpico senza mirino e senza stabilizzazioni, e quindi questo è l'arco nudo, che ha un tipologia di mira diversa, e l'arco nudo fa un altro tipo di gare rispetto all'arco olimpico. Diciamo che sono concesse distanze minori rispetto all'arco olimpico, appunto per il fatto di non avere un mirino, avere più difficoltà in quello che è centrare il bersaglio. Poi abbiamo il compound, che poi c'è Oreste che vedrete, che ha le carrucole. Quello è un arco che nasce in America potentissimo, è nato per la caccia, e quello, diciamo, è un altro tipo ancora di tecnica, ognuno ha la sua tecnica. E poi c'è l'arco istintivo o longbow, che sono senza mirino, senza niente, è proprio l'arco storico, così possiamo dire. Questi sono i tipi di archi. Qui quando uno arriva solitamente facciamo il corso di arco olimpico, perché è quello che abbraccia il 100% della tecnica, e poi può scegliere e specializzarsi in un altro tipo di arco. Invece le frecce quali si utilizzano? Ecco, anche lì è un discorso tecnico. Le frecce vanno, pensa a te, calcolate in base al tipo di arco, alla potenza che i flettenti, che sono quelle lamelle, la potenza del flettente con la distanza del tuo allungo, c'è un tipo di freccia, c'è una flessibilità di freccia, quindi c'è tutta una tabella che rispecchia. Se io oggi dovessi cambiare le lamelle, i flettenti del mio arco, devo cambiare anche le frecce, quindi non sono proprio molto individuali le frecce,
non si possono usare la prima freccia che ti capita in un arco a caso, c'è proprio uno studio, ormai chiaramente nei tempi moderni la scienza ci permette questa avanguardia di materiali, sono in carbonio oppure alluminio e carbonio, sono varie specialità di frecce, e poi quelle invece archi storici, gli istintivi, usano quelle in legno, classiche in legno. Ora volevo farti una domanda da circa 200 milioni di dollari. Abbiamo detto uno sport fatto di concentrazione, di sicurezza anche mentale, ma prima di una competizione, quando magari hai tutti gli occhi intorno, come si fa a gestire la pressione e soprattutto come si gestisce, come si fa, come si impara, cosa insegnate a gestire la frustrazione quando magari non si riesce a far centro? Hai detto, sì, è proprio il valore della domanda è proprio quello, perché è difficilissimo, ovviamente cambia da persona a persona, ovviamente, però noi abbiamo seguito dei corsi, approfondimenti, eccetera, eccetera, diciamo che assecondiamo l'atleta, specialmente i ragazzi, ad affrontare la gara in una maniera serena, in una maniera giocosa, ok? E non esiste vittoria senza un errore, l'errore ti porterà alla vittoria, cioè nella vita succede questo, quindi anche nel tiro con l'arco rispecchia quello che succede nella vita, quindi il tiro con l'arco noi impariamo ad avere insegnamenti dai nostri errori. Diciamo che un atleta inizia a essere considerato, non vuol dire bravo, però a un certo livello quando capisce il suo errore, quando capisce dove ha sbagliato. Quindi è molto introspettivo il tiro con l'arco, quindi c'è una concentrazione notevole che l'atleta deve acquisire per poter correggere, allineare, concentrarsi. Diciamo che noi ci chiudiamo nella nostra bolla, ok? Quindi il fatto di avere più persone che ti guardano, non ti guardano, se l'atleta è, diciamo, allenato se ne può fregare di meno, detto chiaramente, quindi sta lì lui, la freccia, il bersaglio, l'arco, stop, quello che interessa, riesce a spegnere i ponti, la bolletta da pagare, la fidanzata che ti ha dato buca o chissà che cosa, e concentrarsi nella freccia che deve scoccare in quel momento. E poi la cosa importante per noi, diciamo sempre, dimentica la freccia che è lanciata, quella è lanciata, che hai fatto 10 o hai fatto 0, quella è andata. La cosa più importante è il momento, quello che stai facendo in quel momento, la freccia che hai sull'arco, quella che noi ci insegniamo a concentrarsi. Prima hai citato diverse realtà esistenti in Sardegna, sì. Come sta il tiro con l'arco isolano? Bene, mi permetto di parlare a nome anche delle altre società, sempre di più gli atleti sardi quando vanno, come si dice, in continente, no? Fuori dalla Sardegna a gareggiare, sono rispettati, sono temuti, abbiamo, che poi strano a dirsi, oggi come oggi le donne sarde sono molto forti, abbiamo donne sarde in nazionale, e quindi ci fa solo piacere, e poi comunque anno dopo anno il movimento sta avendo una crescita qualitativa, tecnica, quindi sempre di più scalando posizioni, perché ci sono coppe delle regioni, coppe, quindi dove si vede la Sardegna è arrivata quinta, ottava, tredicesima, dodicesima, seconda che sia, e sempre ogni anno stiamo sempre avanzando di più, anche perché c'è una coesione, come ti ho detto prima, tra le società, un aiuto reciproco, e questo ci fa solo crescere. Quando c'è coesione, c'è crescita, c'è benessere da tutte le parti. Altra domanda da 200 milioni di dollari, ma qual è la ricetta secondo te per incentivare i giovani a praticare il tiro con l'arco e soprattutto a farlo con continuità? Allora sì, diciamo che questo chiaramente è il mio modesto parere, la ricetta è motivarli, trovare le loro motivazioni, lavorarci assieme, perché comunque tutti noi, principalmente adesso noi, dico di una certa età, abbiamo giocato con l'arco. Tutti che vengono qua, io mi costruivo l'arco da piccolino, e quindi c'è questa passione. Diciamo che l'uomo e l'arco è una simbiosi molto forte, già dai tempi della storia, da quando è nato l'uomo, e quindi coltivare questa passione diventa facile, però è difficile poi farli continuare e trovare la motivazione, perché le distrazioni sono tante oggi come oggi. Quello che noi facciamo è creare degli allenamenti sia dal riscaldamento alla gara, al gioco, dove proponiamo qualcosa che non è mai noioso.
ok? Un qualcosa, ogni tanto mettiamo i palloncini, quando per i più piccoli facciamo scoppiare i palloncini, cioè, facciamo dei giochi, facciamo delle garette interne, facciamo un po' di movimento perché è uno sport, volendo o non è, ripetitivo, quindi la ripetizione molte volte ai giovani sta un po', non è tanto gradita, quindi noi tentiamo di evolverci offrendo sempre di più motivazioni per farli continuare. Davide Garen, allenatore degli arcieri nuragici, qual è la prima cosa che si insegna? Si insegnano ovviamente i fondamentali, che sono diversi allineamenti delle due braccia, che servono uno per tenere l'arco nella parte anteriore e per tenere la corda, quindi dobbiamo mettere a posto lo scheletro e usare bene i muscoli e usare quelli giusti soprattutto. In che cosa consiste un allenamento di base? Un allenamento di base, dopo aver fatto il corso, diciamo, dove vengono appunto data un'infarinatura sui fondamentali, si ripassano uno alla volta quelle che sono le posture da tenere, perché non è una cosa ovvia, perché avere consapevolezza del proprio corpo non è così scontato. Ci sono persone che magari arrivano dalla ginnastica artistica o da altri sport, e quelli sono molto avvantaggiati, altri fanno più fatica, quindi ognuno ha il suo tempo per apprendere appunto le posture e la consapevolezza del proprio corpo. Diciamo che quella è la prima cosa, assumere la giusta postura. C'è però anche una fase di riscaldamento, un allenamento più agonistico. Sempre il riscaldamento a tutti i livelli va sempre fatto, come si fa nel calcio, nelle altre parti si vanno ad allenare magari più le spalle, la parte alta, piuttosto che la parte bassa, proprio per evitare infortuni ed essere subito performanti. Con il presidente parlavamo prima di quanto sia importante l'aspetto mentale, ma un allenatore effettivamente quanto può incidere su questo aspetto? Io non sono allenatore, sono istruttore, però è chiaro che dopo aver appreso appunto i fondamentali e affrontare le prime gare ci accorgiamo che la parte mentale è molto importante, perché, come dicevo, è una coordinazione di corpo e mente, e quindi quando abbiamo l'arco aperto ci va dentro tanta roba, magari aspettative, finché dobbiamo imparare a gestire quelle che sono le emozioni in gara, perché magari siamo dei bravissimi tiratori, tiriamo bene in allenamento, poi in gara ci facciamo prendere, quindi dobbiamo imparare a conoscere noi stessi, cioè proprio va a interferire con il nostro io, quindi è interessante, bello e brutto, diciamo. Ecco, come si supera magari la pressione del dover sfidare alla fine se stessi? Se stessi, proprio è una sfida. Il bello del tiro con l'arco è proprio non si gareggia contro gli altri, ma è una sfida a migliorare le proprie prestazioni, quindi bisogna per forza imparare a conoscersi, a conoscere le proprie ansie e a lavorare su di quelli. Quindi molti atleti, anche di livello medio, si affidano a dei psicologi sportivi, che adesso va, non dico di moda, ma perché si è accorti che è fondamentale. Più o meno dopo quanto allenamento si può iniziare a fare centro, più o meno? Centro, avvicinarsi. Se parliamo di 5 metri, dopo pochissimo potremmo già fare i primi centri, ma potrebbe anche non essere la cosa giusta, perché fare un centro non è detto che se è un centro casuale siamo stati bravi o eravamo messi bene. Bisogna stare attenti, perché se magari non impariamo la tecnica in maniera consona, andiamo ad allenare degli errori e quindi poi ci creiamo dei bug che è difficile da togliere. Quindi fare centro lo possiamo anche fare subito. Diciamo che dopo un percorso di un anno, frequentando un paio di volte alla settimana gli allenamenti, si potrebbe arrivare a fare una prima garetta ai 18 metri, che queste sono le gare indoor e invernali, quelle più vicine, diciamo. Quindi relativamente dopo un anno, diciamo, si può già pensare di mettersi alla prova. Qui vediamo un bel mix tra giovani e meno giovani. Che differenze ci sono nell'allenamento? Se ci sono. Allora, lì è un po', io dico sempre che uno deve decidere un po' che cosa vuol fare. Dopo essere stato attratto dall'arco, tutti dicono no, ma io lo voglio fare per divertirmi, però poi ci rimangono male quando in gara magari non riescono a ottenere i risultati che vorrebbero. Quindi capiscono che forse devono allenarsi e non giocare con l'arco. Una differenza è allenarsi e giocare con l'arco. Quindi qua si può venire sia a giocare, anche ci sono persone che vengono e dicono non mi interessa fare le gare, vengo, mi diverto, mi diletto in questo, se no mi alleno.
Gli allenamenti sono sempre gli stessi perché bisogna allenare come sempre i fondamentali, che sono uguali sia per i bambini che per gli adulti. Ovviamente abbiamo dei bambini dai 10 anni fino a iscritti che hanno iniziato a 70-71 anni e si sono fatti la loro gara e si divertono. Qui ci sono degli atleti che hanno già una buona predisposizione, parlo soprattutto dei ragazzi. Sì, sì, ci sono dei ragazzi che hanno una buona predisposizione, proprio ragazzi che hanno fatto ginnastica artistica, pattinaggio, loro hanno una buona consapevolezza del proprio corpo e quindi sono più agevolati a trovare le posture corrette e quindi avere dei buoni risultati da subito. Altra cosa stupenda che io trovo nel tiro con l'arco che anche i disabili come Oreste, abbiamo visto che su una sedia a rotelle possono competere con i normodotati e trovo che sia una cosa bellissima. Infatti abbiamo una campionessa italiana che è sulla sedia a rotelle e quindi trovo che è una cosa molto molto bella perché quindi non c'è differenza neanche in quello. Tra l'altro lui proveniva da uno sport totalmente diverso. Assolutamente, al tiro al volo è stato un campionissimo. E come ci si abitua a queste differenze? Lui ha una mentalità da agonista, quindi ascolta, è una spugna, ascolta qualsiasi cosa, ruba, cerca di rubare ogni piccolo segreto, ogni cosa, e quindi è facile da istruire, diciamo, dico da allenare perché non sono allenatore, però da istruire perché non vede l'ora, quindi è bello confrontarsi anche con persone così. Cosa si prova invece a vedere dei ragazzi crescere col tiro con l'arco? È la cosa più bella. Penso che sia per uno che li prende magari da piccolini, li vede crescere e attraversare le difficoltà, superarle, che poi è quello lo sport che ci deve formare, riuscire a non tanto a cadere ma a rialzarsi più forti di prima. Io quello che cerco di trasmettere, quindi quando loro riescono a fare quello per noi è la soddisfazione più grande ed è bello vederli felici in gara, divertirsi e sereni soprattutto. Alice è una delle ragazze qui degli arcieri nuragici, una delle promesse del tiro con l'arco sardo. Tra l'altro c'è una gara in programma, come ti senti? Eccitata. Eccitata. Perché ti piace il tiro con l'arco e quando hai deciso di iniziare? Ho deciso circa 2 anni fa e mi piace perché sento che è il mio sport. Che tipo di emozioni ti dà? Ad esempio, cosa si prova quando riesci a far centro? Molto bello, molta felicità. Però quanto è difficile fare tiro con l'arco? Agli inizi può essere un po' molto difficile, poi col tempo ti inizi a abituare alla forza che ci metti con le braccia, ai movimenti e quindi diventa più facile. L'aspetto più difficile? Forse allinearsi. Allinearsi, che significa? Mettere praticamente il braccio dritto e anche la schiena allineata. Quanto è difficile invece concentrarsi, sempre? Concentrarsi non tantissimo, E rimanere concentrati? neanche tanto. Tu riesci a estraniarti anche se c'è tutto il pubblico che ti guarda? Sì. E come ti prepari prima di una gara importante? Sinceramente l'unica cosa che faccio solitamente è tipo mi riscaldo un po' le braccia e poi vado a tirare tranquillamente. Tu sei tranquillissima, io non riesco a capire come fai, però ti chiedo di dire di consigliare ai nostri telespettatori, di dirci perché fare tiro con l'arco. Perché è uno sport, secondo me almeno, che ti dà soddisfazioni e un po' ti libera dallo stress. Però ti chiedo anche un'altra cosa, visto che è bellissimo fare centro, cosa si prova quando invece non riesci a far centro? Dipende dalle volte, tipo quando sono ad allenamento me la prendo un po', però invece quando sono ad una gara, tipo all'inizio me la prendo, però poi dico vabbè faccio l'altra freccia. Quanto è importante ascoltare i consigli dell'istruttore? Tantissimo. Siamo con Davide, un arciere nuragico di 10 anni, ma vogliamo dire quante volte hai fatto centro oggi? Una ventina. Qual è il segreto? Concentrarsi,
quando stai tirando, trattenere il respiro così si sta più fermi. Quanto è difficile però restare concentrati? Non molto. Però tu ad esempio quanto tempo hai impiegato per fare centro così frequentemente? Quanto allenamento ci è voluto? Almeno un annetto, E hai iniziato a 9 anni. a 9 anni, quindi un anno fa, quindi è un anno che... Quindi adesso a che livello sei? Tipo medio, non lo so. Però cosa fa la differenza nel tiro con l'arco? Un bravo tiratore, che caratteristiche ha? Un bravo tiratore, prima, mentre tira ha sempre il parabraccio e la dragona. E anche la chiocciola. Secondo, sempre concentrato e sempre attento. È un po' il tiro con l'arco una sfida con se stessi? Sì, E a te piace più farlo all'esterno, qui in questo campo, o all'interno della palestra? all'esterno, però maggior parte delle volte lo facciamo all'interno. Però perché ti piace farlo all'esterno? Me lo stavi dicendo prima, quindi adesso lo devi confessare. Mi piace farlo all'esterno perché anche se c'è caldo poi magari c'è più freschetto e visto che a me piacciono le sfide, col vento è un po' più una sfida, visto che ci serve tipo quando c'è vento, magari il vento ti sposta la freccia a sinistra, a destra. Cosa si prova quando si fa centro? Molta soddisfazione, soprattutto quando si prova a fare centro da un bel po'. Quando invece non riesci, cioè come si supera la frustrazione? La frustrazione non è che è così tanto. E nel caso, come si supera? Cioè tu come la superi? Non ti è mai capitato? Sì, mi è capitato e come ho superata, praticamente ho preso un po' di aria, mi sono calmata e ho riniziato. Molto bene, però perché ti piace questo sport? Sincero. Così magari poi anche gli spettatori possono prendere esempio da te e vengono a farvi compagnia e iniziano a giocare. Perché a me, non so perché, mi piace molto la caccia. Sono nata con questa passione per la caccia e non so perché. E quindi somiglia un po' al tiro con l'arco. Ascolta, ma secondo te, ora ti faccio una domanda, devi essere sempre sincero. Io posso tirare? Sì, Me lo consigli? sì, te lo consiglio perché è molto bello. Nel frattempo, tra poco, allora mi fai provare. Che ne dici se diamo appuntamento alla prossima settimana? Sì, lunedì prossimo. Lunedì, quando è? Appuntamento Alla settimana prossima. settimana prossima. Sempre su canale. Sempre sul canale 13. Ciao!